Sono quasi le 9 del mattino e siamo davanti allo stabilimento della Safilo di Longarone. Sui cancelli stanno comparendo, i delegati sindacali stanno appendendo gli striscioni di solidarietà che, come potete vedere, arrivano dai poli industriali delle aziende più importanti del Veneto. Quante crisi ha visto nella sua vita lavorativa? Beh, io qua ho lavorato 35 anni, quindi ne ho viste di cose. Purtroppo fino a un certo punto è stato tutto bello, tra virgolette, poi negli ultimi 10-15 anni la cosa pian pianino è degenerata. Parla un ex dipendente di Safilo di Longarone che stamattina ha portato la solidarietà ai suoi ex colleghi. Oltre 2000 lavoratori hanno partecipato alla manifestazione e allo sciopero di 8 ore proclamato da CGIL, CISL e UIL. Sono le 9:30 e come da programma comincia ora a muoversi il corteo dei lavoratori di Safilo. Ci sono anche molti sindaci della provincia di Belluno e della vicina provincia di Pordenone a portare solidarietà ai lavoratori. Longarone, Santa Maria di Sala e Padova hanno sfilato fianco a fianco. La paura nostra è che l'azienda un po' alla volta chiuda il cerchio e si collochi all'estero come produzione. Non sappiamo da che parte cosa fare, sinceramente. Lei è qui per solidarietà o lavora in Safilo? Io lavoro in Safilo. Da quanti anni? 25. Safilo ha una storicità importante e da qui si punta chiaramente a difendere questo tipo di ambiente e soprattutto proteggerlo per i prossimi anni. Attorno alle 10 il corteo raggiunge la statale 51 di Alemagna, che per un'ora viene interdetta al traffico dallo snodo del Quattro Valli fino all'incrocio Fercas. Qui il colpo d'occhio del corteo dei lavoratori che hanno attraversato la zona industriale dello stabilimento Safilo, la zona industriale di Longarone, e che adesso arriveranno sulla 51 di Alemagna, e con Stefano Bozzi vi facciamo vedere che già il traffico è stato bloccato. Poco dopo le 11 di nuovo tutti davanti ai cancelli dello stabilimento. A turno il microfono passa ai lavoratori che si definiscono ostaggi di imprenditori senza scrupoli e si appellano alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Continuando a dare contributi a questo tipo di imprenditori stiamo indetreggiando sempre più. Se non c'è il lavoro per tutti, crolla la democrazia.